Buongiorno a tutti ragazzi, stanotte proprio tanta acqua, anche oggi comunque da qui diciamo è nuvoloso, invece da qui è sereno, quindi speriamo che non salga, se no fa un'altra giornata di pioggia qui. Stanotte ha buttato proprio tantissima acqua, temporali, proprio una cosa pazzesca, ma diciamo verso le 2, le 3. Poi si è calmata la situazione, vedete ancora bagnata, diciamo, per terra. Il mare si vede abbastanza bene. Ciao avvocate. Stanotte ha fatto tanta acqua qui, ma una cosa pazzesca. Mo ancora stanno ste nuvole, invece da qua va, è sereno. Da qua invece sta venendo, diciamo, il maltempo dal mare. Però, secondo me, no, no, stanotte ha fatto tantissima acqua proprio. Poi stamattina dal mare diciamo è tutto nuvoloso così. Poi da qua, vedi, qua sarebbe in direzione di Napoli più o meno. Speriamo che non venga a piove, se no facciamo una giornata bella. In mare. Sì, da qua solo però, avvocate qua. Poi da sto mare, vedi come sta. Quindi tenga paura che sale e quindi arriva da qua. Ci sta un po' di vento, è proprio grigio, stanno certe nuvole. Oh. Stanotte alle 2 alle 3 questo tendone che ho qua sopra che è tutto rotto che lo devo togliere, sbatteva proprio forte. Come trovo tempo e qualcuno che lo viene a togliere lo tolgo. Vabbè ragazzi, un saluto e vi auguro buona giornata a tutti. Quindi qui a Salerno cielo metà e metà. No, c'ha i ganci, capì? Stanno certi bulloni di 8 centimetri dentro. Ci vuole proprio una cosa apposita per toglierlo. Se no già l'avevo strappato io. No, ci vuole un ragazzo che esce fuori qui, che si mantiene con la corda e che lo svita. Poi è pesante pure perché quello è grande. Anche perché vedi, è molto grande. Questo prende due finestre, prende la stanza da letto e la stanzetta questa qua. Quindi diciamo che sarà 8 metri forse. Quindi non è piccolo. Quindi questo se cade, meno male che sotto, guarda, non ci sta nulla. Può saltare qualche antenna, questo sì. Salterà l'antenna della signora sotto. No, allora no, sta ben agganciato nel muro perché stanno 8 bulloni. Però se tira vento tengo paura, non lo so. Anche non dovrebbe succedere, però è meglio evitare. Vabbè, ciao avvocate, buona giornata a tutti ragazzi, ci sentiamo più tardi. Sì, sì, no, ma quelli hanno proprio corde che si attaccano direttamente dentro, diciamo, casa, capì? Perché quando lo sono venuto a montarla era così. Hanno proprio dei cinturoni che pure se cadono non cadono al finale. Cioè possono cadere per mezzo metro, ma non di più. Come sui cantieri che vanno a lavorare, che hanno quei ganci con il gancio quello là metallico, quindi non possono cadere. Però una persona così normale non la puoi mettere a togliere queste cose. No, secondo me lo fanno per mestiere, sono abituati a finire. Non credo che oramai non ci fa più nulla. A volte ho visto certi video su YouTube e stanno quelli che vanno come si dice, a pulire i vetri sui grattacieli. Hai visto come fanno? Scendono con la corda da sopra il grattacielo e lavano i vetri. Poi man mano scendono fino a terra, diciamo. E quello penso che quello sale, che ne so, 80-90 piani e poi scende piano piano. Fa un vetro e scende, fa un vetro e scende, fa un vetro e scende. Quello sì che fa paura. Vabbè, buona giornata, avvocato, e buona giornata a tutti ragazzi.
Ci sentiamo dopo.